17 ottobre inizia una nuova settimana di notizie, di informazioni, di aggiornamenti dal Veneto da seguire in nostra compagnia. Lo faremo come sempre portando a casa vostra in diretta, live, tutte le notizie dal territorio, le principali notizie di attualità e poi la voce dei cittadini, le nostre inchieste, i nostri approfondimenti. Insomma, tanto da vedere insieme in questa lunga diretta fino alle 13:30, ma come sempre, insomma, come d'abitudine, sapete che il primo blocco del nostro Focus TG è riservato alla cronaca, quindi partiamo proprio con le notizie di stretta attualità. Partiamo da Padova e dal padovano, perché sono stati molti i controlli in questo fine settimana nelle zone della Movida, sventata una rissa in Piazza Duomo. A Padova 200 le persone identificate. Vediamo. Pugni, calci e bottiglie, ancora un episodio di violenza in Piazza Duomo a Padova a distanza di poco più di un mese dalla rissa del 10 settembre che aveva riacceso i riflettori sulla questione sicurezza nella centralissima piazza padovana. Domenica notte, intorno all'1, due ragazzi di 21 e 23 anni sono rimasti feriti in seguito ad una lite violenta scoppiata sui muretti di Piazza Duomo. I due sono stati denunciati dalla polizia, intervenuta sul posto, e ora, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, si stanno rintracciando altri 3 giovani che hanno preso parte alla colluttazione. Le forze dell'ordine durante il fine settimana erano impegnate in un'operazione di controllo del territorio, soprattutto nelle zone della Movida. Oltre 200 le persone identificate. 3 posti di controllo erano stati posizionati lungo le strade principali di collegamento con il centro. I controlli poi si sono concentrati nella zona di Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori, Duomo, Via Roma e Prato della Valle, senza dimenticare la stazione. Identificati anche 30 minori. In via Gattamelata invece è stato arrestato un tunisino di 37 anni trovato con 33 grammi di eroina. Controlli anche a Este. I carabinieri nel fine settimana insieme al personale del NAS hanno effettuato delle ispezioni nei principali locali del centro storico della cittadina nella Bassa Padovana. Un barista è stato multato per aver somministrato bevande alcoliche a 3 minorenni. Durante il servizio sono stati denunciati anche 2 automobilisti per guida in stato di ebbrezza e un cittadino rumeno di 23 anni trovato con una patente contraffatta. La cronaca adesso ci porta ad Albettone, dove una 45enne si è infortunata durante un'escursione. Albettone se l'è cavata con una sospetta frattura della caviglia. L'escursionista 45enne, domenica, era partita dal Vicentino per fare una passeggiata con altre persone alle cascate di Schivanoia, ma arrivata all'altezza dell'ultimo tratto roccioso si è infortunata. Raggiunta da una squadra del soccorso alpino di Padova, compresa un'infermiera di stazione, lei è stata immobilizzata alla gamba. Imbarellata e sollevata per 500 metri con un sistema di paranchi, è stata portata all'ambulanza che poi l'ha condotta all'ospedale di Abano Terme. E adesso una notizia funesta, non ce l'ha fatta Andrea Balzan, il motociclista 59enne di Preganziol, che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso il controllo della sua moto in un incidente. Vediamo. Non ce l'ha fatta Andrea Balzan, il motociclista 59enne di Preganziole, che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso il controllo della sua moto in via Cisole, poco distante dallo stadio di rugby di Monigo a Treviso, finendo rovinosamente a terra. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM che lo hanno a lungo rianimato. L'uomo, una volta stabilizzato e cosciente, è stato portato al Cafoncello. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, durante la notte il suo cuore ha smesso di battere. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. La moto è stata posta sotto sequestro in attesa di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria. E sempre gli agenti della locale di Treviso in poche ore hanno chiuso le indagini sulla morte di Armando Zanatta, 88enne di Santabona, trovato ieri senza vita in un fosso lungo Viale della Repubblica intorno alle 10 del mattino. Grazie alle telecamere delle attività presenti nella zona è stato chiarito che l'anziano, che indossava abbigliamento sportivo da ciclista, stava viaggiando lungo la pista ciclabile in sella alla sua bici da corsa quando probabilmente è stato
stato colto da malore finendo nel fosso. Si attende ora di capire se l'autorità giudiziaria deciderà di disporre ulteriori accertamenti medico-legali. Potrebbero riaprirsi le indagini sul caso Unabomber. Questo è un appello al procuratore della Repubblica di Trieste perché chieda la riapertura appunto delle indagini. I reperti dell'epoca potrebbero essere analizzati con gli strumenti più moderni. Insomma, ci spiega tutto nel prossimo servizio la nostra collega Lina Paronetto. Riaprire le indagini su Unabomber, l'attentatore del Nord-Est, la cui identità non si è stati in grado di svelare, alla luce degli strumenti più moderni che scienza e tecnologia mettono ora a disposizione. Lo chiedono due delle vittime, tra cui la trevigiana Francesca Girardi, oggi 28enne, la bambina di Oderzo che nel 2003 perse l'occhio e la mano destra raccogliendo sul Greto del Piave a Fagarè della Battaglia un evidenziatore manomesso. Lo ha chiesto formalmente il giornalista Marco Maisano, autore della serie podcast del gruppo Gedi su Unabomber, autorizzato dal procuratore Antonio De Nicolo a visionare i reperti raccolti negli anni. È ritornato alla luce accuratamente custodito il capello trovato nell'uovo acquistato nel novembre 2000 in un supermercato di Porto Gruaro, rimasto inesploso perché il compratore, un uomo di Azzano X, si era insospettito notando uno strano filo che fuoriusciva. E poi altro materiale ancora che potrebbe essere interessante riesaminare oggi con i moderni strumenti. Ora sta al magistrato decidere se chiedere al GIP la riapertura delle indagini. Sull'uovo c'era anche della saliva da raffrontare con le sequenze contenute nella banca dati nazionale del DNA. Un caso tornato d'attualità grazie anche al documentario andato in onda nelle scorse sere sulle reti pubbliche, una vicenda poi ripresa da giornali e televisioni. Francesca Girardi ha ripercorso i minuti che le hanno stravolto l'esistenza. Unabomber era lì, ha affermato sicura, riferendo di un uomo brizzolato coi capelli corti e gli occhiali, con addosso una camicia a fiori. Ci ha visti, dice, ci ha scelti, ci ha guardati sorridendo. Le indagini svolte dalle procure di Pordenone, Udine, Treviso, Venezia e Trieste hanno portato negli anni a sospettare dell'ingegnere Elvo Zornitta, ma le accuse a suo carico sono cadute prima ancora di aprire il processo. L'unico condannato rimane a oggi un inquirente, il poliziotto Ezio Zernar, ritenuto responsabile della manomissione di un reperto. Una triste vicenda di cronaca di abusi su minori. Su di lui pendeva una condanna a 6 anni per violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. L'uomo, lo zio della ragazzina, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e dall'Interpol in Islanda, dove si stava nascondendo per sfuggire alla condanna. Era scappato in Islanda per sfuggire a una condanna di 6 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata emessa dal Tribunale di Padova. La Polizia di Stato, però, grazie a un mandato d'arresto europeo, è riuscita a rintracciarlo ed estradarlo. L'uomo, un 47enne rumeno, è condannato per una vicenda svoltasi a Padova risalente agli anni tra il 2008 e il 2013. Vittima una tredicenne a cui la madre vietò di frequentare la scuola per affidarla invece ai cognati con l'accordo che avrebbe fatto la babysitter. Alla giovane venne però vietato di muoversi e fu costretta dagli zii a svolgere faccende di casa, occuparsi dei figli e anche degli animali domestici. Alla tredicenne era stato anche negato il diritto di poter avere una sua stanza ed era costretta a dormire sul divano. Negli anni la ragazza restò con loro tra il 2008 e il 2013, subì maltrattamenti ed umiliazioni da parte della coppia. Oltre a questo, però, da un'indagine della polizia emerse che la ragazza veniva abusata sessualmente anche più volte alla settimana da parte dello zio e del fratello della zia, il 47enne catturato. Ora l'uomo dovrà scontare la condanna a 6 anni di reclusione. È stata inoltre applicata la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano contatto con minori, oltre all'obbligo di informare gli organi di polizia su future residenze e spostamenti. La coppia di zii sta già scontando la propria pena per questi reati. Ancora tante notizie di cronaca, poi i nostri approfondimenti, l'attualità, le nostre inchieste, lo sport, il costume, insomma tanto da vedere insieme con i nostri collegamenti dal territorio dopo la pubblicità. Fra poco.
Ben ritrovati in diretta con Focus TG, tante le altre notizie di cronaca di cui vi daremo conto tra pochissimo. Adesso un piccolo flash, una piccola parentesi sui dati Covid, i dati che ci fornisce Azienda Zero, il report delle ultime 24 ore sull'andamento dell'epidemia nella nostra regione. Sono dati parziali perché sappiamo che la lavorazione proprio dei dati nel fine settimana ci fornisce per quello che riguarda il report del lunedì una indicazione di massima ma non definitiva. Detto questo, sono in calo importante i nuovi positivi, ma ripeto, sono dati da prendere sempre con le pinze, perché il delta dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare più 1209 positivi in Veneto, intercettati nelle ultime 24 ore. Il numero dei casi attualmente positivi supera i 64.000, per l'esattezza 64.282, come vedete riportato qui in basso in questa colonna verde. Andiamo a vedere gli altri dati su cui ci soffermiamo, sempre per analizzare appunto come stanno andando le cose. C'è un più 18 per quello che riguarda i ricoveri in ospedale in area non critica, li vedete qui indicati dal cursore. Scende di una unità invece il numero di terapie intensive e purtroppo dobbiamo ancora constatare e darvi notizia del decesso di 2 persone causa Covid. Come promesso, noi adesso torniamo a parlare di cronaca e torniamo purtroppo sulle strade per altri incidente stradale, in questo caso a Bressanvido. Una motocicletta si è scontrata con un'automobile. Fortunatamente i 2 conducenti non hanno riportato ferite gravi, ma è stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Bressanvido. Incidente stradale nella notte del weekend in via Roma. Un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi. L'impatto ha avuto un epilogo drammatico che ha fatto temere il peggio per i conducenti dei 2 veicoli, che fortunatamente sono rimasti solo feriti. L'impatto infatti tra i 2 mezzi e l'asfalto ha generato un incendio, per cui si è reso necessario l'immediato intervento di una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, ai pompieri è servita circa un'ora. Gli uomini dell'Arma nel frattempo hanno deviato il traffico. Il personale sanitario del SUEN si è preso carico di esaminare e prestare le prime cure ai feriti. Per il conducente dell'auto si è trattata solo di qualche echimosi e molto spavento. Il Centauro invece è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Anche per lui fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. Dopo ulteriori accertamenti e la cura dei traumi riportati, che si sono dimostrati solo superficiali, il motociclista è stato dimesso il giorno dopo. A Schio adesso per un caso di sostituzione di persona. Si presenta in un albergo con il documento di un'altra persona, appunto, ma a scoprire chi sia ci pensano i carabinieri. Schio si presenta in un albergo della città esibendo come documento una carta d'identità rilasciata da un comune del Mantovano. I carabinieri procedono al controllo dello straniero, lo portano nel comando della compagnia e lo sottopongono ai rilievi delle impronte digitali. Questo ha permesso di accertare che l'identità non corrisponde a quella indicata nel documento esibito per la registrazione nell'hotel. L'uomo, un senegalese di 43 anni ospitato in albergo, ha invece utilizzato la carta d'identità di un suo conoscente per non incorrere in controlli di polizia perché non in regola con il soggiorno in Italia. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro del documento d'identità e alla denuncia in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona. In Veneto l'aria è malata, a dirlo, a lanciare l'allarme è Legambiente dopo aver analizzato i dati dell'ARPAV sulle polveri sottili. Nel bacino padano è emergenza smog. L'aria è malata, lo dice Legambiente. I dati delle ARPA rilevano che le prime responsabili dell'inquinamento da polvere sono le grandi aziende agricole.
Perché sono grandi emettitori di ammoniaca sostanzialmente, che è un precursore del PM10 che si forma in atmosfera a causa in buona parte della gestione delle deiezioni animali e quindi di quel che riguarda, diciamo, quel tipo di agricoltura, ma anche per quanto riguarda i pesticidi. Il futuro governo e le regioni mettano la qualità dell'aria tra le priorità, è l'appello di Legambiente. I livelli di sostanze inquinanti misurati nei capoluoghi del nord Italia hanno superato di molto i valori consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo periodo inizia a esserci una crisi dal punto di vista dell'accensione dei riscaldamenti, anche se l'abbiamo ritardata, ma tra poco avremo anche quel problema. Aumenta il traffico dopo l'estate e nel periodo invernale, lo sappiamo bene, il particolato tende a ristagnare in atmosfera e poi ce lo respiriamo. Occorrono per esempio risorse per rendere il trasporto pubblico locale competitivo con la mobilità automobilistica. Legambiente lo va dicendo da decenni, invece accade il contrario. Che sta succedendo al trasporto pubblico locale? Il trasporto pubblico locale gode sempre dei medesimi bassissimi, pochissimi finanziamenti da parte dello Stato, per cui le risorse non sono aumentate in questi anni, quindi lo Stato deve intervenire, oltre che noi ci auguriamo anche la Regione con risorse aggiuntive per dare una mano in una fase di criticità. Continuiamo a parlare di ambiente, quindi lasciamo per un attimo da parte la cronaca, però il servizio mandato in onda poco fa di Legambiente sulla qualità dell'aria in Veneto ci permette proprio di aprire la pagina legata al green, legata all'ambiente e ci permette di parlare di Padova, città sempre più ecologica, sempre più green, con l'acquisizione da parte del comune di nuove aree da destinare al verde pubblico. Sempre più spazio verde per singolo cittadino. Il comune di Padova sta acquisendo oltre 700.000 metri quadri di superfici da destinare al verde pubblico. Se si aggiungono ai 130.000 metri quadrati acquisiti con la permuta per l'ampliamento del parco Iris in zona Forcellini, si arriva così a 83 ettari verdi in più per i padovani. Con queste aree che stiamo acquisendo a fronte di piani urbanistici attuativi che vengono realizzati e che quindi prevedono la cessione di aree che sono private al comune e sommando queste aree alla permuta che abbiamo fatto per l'espansione del parco Iris, abbiamo questa grande offerta di verde pubblico che quindi nel corso del prossimo mandato ci porterà, rispetto appunto al piano del verde del 2021, ad avere da 28 metri quadrati ad abitante di verde pubblico fino a 32 metri quadrati per abitante per cittadino padovano. Delle nuove aree acquisite, il 31% è già destinato al verde di prossimità, ovvero parchi pubblici. Verranno inoltre potenziati gli orti urbani. In parte saranno dei parchi, è il caso del parco Iris piuttosto che del parco Guizza Nord, in parte saranno aree di prossimità attrezzate, ma vogliamo anche realizzare aree di agricoltura urbana perché abbiamo grandi superfici che potremo sfruttare in questo modo, nuovi orti urbani, ma anche boschi urbani come è il caso di Via Armistizio e come sarà in altre aree della città, anche perché dobbiamo trovare delle modalità di sfruttamento di queste aree verdi che siano sostenibili dal punto di vista della gestione e quindi dal punto di vista economico. Ancora ambiente, in questo caso polemiche ambientaliste, che sono quelle che hanno accompagnato i concerti estivi che Giovanotti ha portato in diverse spiagge italiane. Gli organizzatori qui in Veneto hanno chiamato in soccorso proprio Veneto Agricoltura per ripristinare i siti alla loro naturalità. Il Veneto in soccorso di Giovanotti per il ripristino delle spiagge dopo il passaggio dei suoi beach party. Veneto Agricoltura contattata per intervenire in particolare sulle coste del Tirreno. E come Veneto Agricoltura voi siete stati contattati dagli organizzatori dei Giovanotti Beach Party perché? Per la fornitura di un certo numero di piantine di questi ambienti litoranei che serve per il ripristino di habitat nei luoghi che sono stati interessati, in questo caso specifico nel litorale tirrenico, dai lavori di preparazione di quegli eventi.
E il Veneto risponderà fornendo delle piantine come queste che lungo tutto il nostro litorale mantengono con le loro radici le dune, prima protezione contro le mareggiate. Questa esperienza qui l'abbiamo portata avanti nel corso del progetto Life Redune, capitanato dall'Università di Venezia Ca' Foscari, in cui noi eravamo partner. Il Life Redune si è concluso da pochissimo e ha comportato la messa a dimora di 151.000 piante che noi abbiamo prodotto lungo tutto questo litorale, quindi da Punta Sabbioni fino a Punta Tagliamento. Un'esperienza pubblicata che ha richiamato subito l'interesse dello staff di Giovannotti, nel mirino degli ambientalisti per aver stravolto le spiagge a seguito dei beach party. Loro hanno chiesto a noi alcune piante e che quelle piante svolgono queste funzioni. Ma non saranno piante venete, per rispettare ogni singolo ambiente che sarà ripristinato. Ci siamo fatti spedire da loro i semi di piante che poi come specie le abbiamo anche noi qui, ma noi volevamo essere sicuri di avere la provenienza locale di là, perché il nostro tema, la nostra missione istitutiva è proprio di tutelare la provenienza delle piante, quale che sia. Parliamo adesso di rincari, dei costi e delle bollette. Sapete che è un filone che portiamo avanti da tempo per dare voce, dare spazio alle vostre storie, a tutte le iniziative anche di protesta, insomma, e di segnalazione di grandi difficoltà che vanno a colpire le famiglie, gli esercenti, i commercianti, le associazioni, le amministrazioni locali. Ebbene, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia è tornata un'importante marcia a Treviso con oltre 2000 partecipanti. È stata l'occasione per rilanciare l'appello a sostenere un onlus di cui vi parliamo nel prossimo servizio, ma soprattutto per sensibilizzare sulla questione dei rincari. Appello accolto prontamente dal sindaco Mario Conte. Noi come amministrazione ovviamente saremo accanto ad Advar anche in questo momento di difficoltà. Stiamo raschiando il fondo del barile per trovare dei fondi straordinari, ma noi non lasceremo da sola Advar ad affrontare l'emergenza del costo dell'energia elettrica e del caro bollette, quindi noi ci saremo. Arrivano dal palco al termine della 21esima edizione della marcia di Advar le rassicurazioni del sindaco di Treviso, che questa mattina ha sfilato insieme a volontari, operatori, familiari e tanti cittadini tra le vie del centro. Conte ha garantito il sostegno dell'amministrazione per consentire alla Onlus di proseguire il suo lavoro accanto ai malati e alle loro famiglie nel momento più difficile. Advar, come molte altre realtà, deve fare i conti con il caro bollette, costi più che triplicati e spese che rischiano di aumentare di 300.000 euro all'anno. Una situazione difficile che preoccupa per il futuro. Advar sta affrontando un periodo particolarmente complicato dovuto al caro bollette che colpisce anche queste strutture, nonostante il servizio che svolgono è davvero fondamentale per le nostre comunità. Quindi continuiamo ad aiutare, continuiamo a sostenere Advar. La tradizionale marcia è tornata in presenza dopo le 2 precedenti edizioni via social a causa della pandemia. È stata l'occasione per ribadire l'importanza di Advar nell'assistenza domiciliare e nell'hospice Casa dei Gelsi ai malati terminali, ma anche per rilanciare l'appello rivolto a tutti di sostenere questa realtà fondamentale per l'intera collettività. Abbiamo veramente bisogno di aiuto in questo momento particolarmente complicato e difficile, in cui tutti i costi sono aumentati e praticamente i bollette dell'energia sono schizzate fortemente. Abbiamo necessità che le persone capiscano questa nostra difficoltà e ci sostengano, siano accanto a noi. Ecco, questo è un appello che io faccio veramente a tutto il territorio. In migliaia hanno partecipato alla marcia partita da Piazzale Burchiellati e dallo stadio di Monigo e alla corsa di 10 km Run for Advar, entrambe con arrivo nel parco di Casa dei Gelsi, come a voler abbracciare, seppur virtualmente, i pazienti ricoverati. Ed è molto importante per tutti noi essere qui nel luogo dove sono ricoverate le persone di cui ci prendiamo cura. Questo direi che è un valore aggiunto. Al termine della giornata l'ultima emozione con il lancio dei palloncini. Questo è un saluto che facciamo al cielo, è un saluto che facciamo a tutte le persone che ci hanno lasciato ma che sono con noi. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa, 2 minuti e ritorniamo in vostra compagnia.
Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora abbiamo introdotto il filone, l'argomento del rincaro dei costi, delle bollette sempre più salate, insomma, per le associazioni. Abbiamo visto, prima di andare in pubblicità, anche l'appello di Advar, ma adesso parliamo di attività energivore, e tra queste, insomma, quelle che stanno avendo le difficoltà maggiori, ci sono anche i mulini. Ad esempio a Cornuda bollette schizzate alle stelle per un'attività storica come il mulino Bertolo. Il titolare dice ai nostri microfoni: ci sentiamo completamente abbandonati, ma non si perde la fiducia di investire, di andare avanti. Fatto sta che tutti trasversalmente guardano al prossimo governo come un faro per ricevere aiuti e supporti. Vediamo. Potremmo dire che un bel 6-7 volte più care dell'anno scorso. 6-7 volte. Non parliamo del doppio, perché non è il doppio. È molto, molto di più. Bolletta energetica alle stelle e i prossimi mesi rischiano di essere peggiori. È in questo scenario che realtà energivore come i mulini per la lavorazione della farina cercano di rimanere in equilibrio tra attività e conti da far tornare. Enrico Bertolo è il titolare dell'omonimo mulino fondato alla metà del 1700 a Castello di Godego, con sedi oggi a Pederobba e Cornuda. All'orizzonte alti costi, dice, ma soprattutto molte incognite, con la sola certezza che le spese aumenteranno. Progettare di superare questo momento è molto difficile. Noi stiamo vedendo se riusciamo a fare del fotovoltaico, stiamo vedendo se riusciamo a lavorare su turni, perché comunque magari l'energia costa meno di notte, e fermare l'impianto di giorno. Malgrado questa situazione, Enrico e la compagna Vannina hanno aperto a Cornuda, accanto al mulino, uno spazio dedicato a punto vendita dei prodotti e caffetteria. Un gettare il cuore oltre l'ostacolo, il suo, come pure dei tanti imprenditori che continuano a investire malgrado la situazione nazionale e internazionale, ai quali, dice, lo Stato e quindi il futuro governo devono stare accanto. Si ha l'idea quasi di essere stati abbandonati, ecco. Speriamo che lo Stato, chi per esso, insomma, ecco, ci dia una mano. Caro energia, ma soprattutto aumento dei costi delle materie prime stanno mettendo in grande difficoltà anche un settore florido come quello vitivinicolo, ma sono tante le iniziative del territorio per fortificare il mercato. Vediamo. Le difficoltà in prospettiva sono quelle, come in tanti altri settori, dell'aumento dei costi energetici. Ma non solo: vetro, carta, tappi e alluminio. Ed è così che il settore vitivinicolo, dopo aver retto il peso della pandemia con spalle forti, inizia a percepire la vulnerabilità del momento. C'è il problema anche della reperibilità del vetro, delle bottiglie in particolare, oltre che quella dei cartoni, perché l'industria del vetro è un'industria energivora. Un settore, quello vitivinicolo, pietra preziosa radicata da sempre nel territorio, che non accenna però ad arrendersi. Tante le iniziative promosse anche a Treviso, come la prima edizione di Rosso Bordeaux, in programma domenica 16 ottobre nella bellissima scenografia di Palazzo Giacomelli. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei vini del Montello e dei Colli Euganei. È una iniziativa congiunta fatta appunto dal Consorzio Vini Montello e il Consorzio Colli Euganei, in cui cosa ci prefiggiamo come obiettivo principale? Portare i vini del territorio qui a Treviso per farli scoprire alla città. Sinergia tra consorzi che punta soprattutto alla scoperta e valorizzazione del territorio. Manifestazioni come queste appunto vanno a mettere in evidenza delle produzioni che appartengono alla storia, appartengono alla cultura del nostro territorio veneto, però magari oggi non sono conosciute perfettamente, e attraverso occasioni come queste appunto si può generare delle nuove emozioni. E come dicevamo, o come insomma racconta la gente sulla crisi energetica, c'è bisogno di intervenire presto, di fare qualcosa subito, nell'immediato. Questo è quello che appunto chiedono i cittadini, i lavoratori, gli amministratori, insomma, del territorio. Lo chiedono al prossimo governo in vista dell'imminente stagione invernale, che rischia di mettere in ulteriore difficoltà i comuni montani. Vediamo. Caro bollette, se ne parla e se ne parlerà ancora a lungo.
Ottobre è clemente, ma con l'arrivo dell'inverno le cose cambieranno e lo sa bene chi è sindaco di un comune di montagna. Le preoccupazioni sono tante, però ci sono tante persone che oggi non riescono a pagare le bollette che sono arrivate. Ne arriveranno delle altre, poi delle altre ancora. Quindi se sono riusciti a tamponare magari la prima bolletta, non è detto che ce la facciano fare con le altre. Noi a Calazzo faremo degli interventi anche che facciamo da anni sulle bollette, proprio per venire incontro alle famiglie che non ce la fanno, però quest'anno dovremo mettere molte più risorse. Sindaco, ma anche coordinatore veneto della principale componente del prossimo governo. Governo nel quale ha sempre detto di non voler ruoli per non abbandonare la guida veneta di Fratelli d'Italia, ma governo al quale dovrà far ben presente le problematiche delle terre alte. Il governo che verrà ci metterà tutto il suo impegno, sapendo che ci sono problemi che vanno affrontati a livello locale sì, ma che altri e tanti di questi problemi vanno affrontati a livello europeo. È lì che dovremo fare tanta pressione. E a proposito di bollette dell'energia elettrica, si avvicina il Natale, un periodo storicamente, tradizionalmente contraddistinto dalle luminarie natalizie, dalle illuminazioni lungo le vie, lungo le piazze dei vari comuni del nostro territorio. Un Natale che rischia in alcuni casi di lasciare al buio alcune zone delle nostre città. Per il sindaco di Valbrenta, noi da tempo, e voi che ci seguite lo sapete, stiamo raccogliendo comune per comune le intenzioni dei vari primi cittadini per capire come intendono allestire le luminarie per questo periodo di festa. Ebbene, dicevamo, per il sindaco di Valbrenta questa è una decisione, luminarie sì o luminarie no, che va condivisa con gli altri amministratori. Anche i comuni sono alle prese con il problema del caro bollette, i costi per l'energia elettrica lievitano e le amministrazioni pubbliche sono costrette a correre ai ripari per far quadrare i bilanci. E così la crisi energetica rischia di spegnere il Natale. Molti sindaci hanno già annunciato che accenderanno soltanto l'albero, mentre le luminarie lungo le strade quest'anno non ci saranno. Ma per il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, il tema è anche un altro. Per come la vediamo noi, il tema Natale pone un tema legato a dei simboli religiosi che sono importanti, quindi le festività natalizie a nostro avviso meritano di essere festeggiate come devono. Ma ovviamente c'è una crisi energetica, quindi quello che noi auspichiamo è che decisioni come queste vengano assunte a livello di comprensorio, perché sarebbe triste vedere che un comune ha le luminarie accese e un altro chiuso. A nostro avviso è un tema che possiamo decidere insieme, valutare. Un'iniziativa potrebbe essere quella di lasciare accesi solo gli alberi di Natale, ma insieme possiamo decidere anche del resto, compatibilmente ovviamente con la capacità di spesa di ognuno. Per me sarebbe importante avere una linea comune. Facciamo adesso un salto ad Asiago, dove il sindaco sulla questione luminarie ha le idee chiare. Scopriamole. A noi lasceremo come ogni anno un paese che trasmetta anche l'atmosfera natalizia, per cui non abbiamo deciso di tagliare sui costi dell'illuminazione pubblica. Asiago non rinuncia al suo Natale. Le luminarie rimarranno accese per tutte le feste, per regalare a cittadini e turisti quel clima natalizio che ogni anno porta magia in città. Abbiamo già previsto quelle che sono le somme in più, che peraltro non sono esorbitanti rispetto a quella che era la previsione iniziale, per far sì che l'illuminazione natalizia venga preservata come ogni anno. Un Natale come gli altri, scelta possibile grazie a un investimento sulle nuove tecnologie. Noi abbiamo messo a bilancio una somma in più che va a coprire i costi in aumento e in previsione della illuminazione pubblica, ma abbiamo operato tutta una serie di investimenti in questi ultimi periodi per poter trasformare tutta l'illuminazione in illuminazione LED, con i conseguenti risparmi che stiamo già avendo nelle prime bollette che stanno pervenendo in comune. Insomma, stiamo facendo chiarezza su che aspetto avranno i nostri comuni, i comuni del nostro territorio durante il periodo delle feste natalizie. Ma come cambierà invece il volto del centro, non solo, di Vicenza nel prossimo futuro? Sia in centro sia nei quartieri sono tanti i cantieri che ben presto apriranno in città. Scopriamoli.
Un futuro da scrivere, un presente d'oro. Vicenza sta cambiando pelle con i progetti da 100 milioni di euro del PNRR, con la pianificazione dell'alta velocità che prevede opere in città per 1 miliardo e 600 milioni di euro e con il piano triennale delle opere pubbliche che, solo per il 2023, stanzia 45 milioni di euro. Una pioggia di investimenti tutti da realizzare. Oggi nasce la città del futuro. Risorse che siamo andati a intercettare grazie alle progettazioni presentate e che sono state in larga parte già accolte. La rivoluzione toccherà i quartieri con ponti, cavalcavie, piste ciclabili, parchi, infrastrutture sportive. Cosa vogliamo? Una città fatta di cultura, di verde e di infrastrutture efficienti. Palazzi riconsegnati alla città, rigenerando il tessuto territoriale e consegnando un qualcosa di nuovo nella classicità della città. Nel 2023 10 milioni vanno alla cultura, 5 milioni per la nuova biblioteca bertoliana, che sarà composta da una nuova sede nell'ex Tribunale di Vicenza, ristrutturata e ampliata con funzioni sociali e culturali che le permetteranno di diventare un polo di riferimento per gli studenti. E gli altri 5 milioni? Gli altri 5 vanno al Teatro Olimpico. Occorre mettere mano a questo gioiello straordinario, dal tetto alla sistemazione del Palazzo del Territorio all'antisismica. Insomma, vogliamo vederlo nel suo vero splendore. L'annuncio del piano di investimenti triennali di quasi 8 milioni di euro per il recupero, ad esempio, dell'ex tribunale ha entusiasmato i residenti e i commercianti della zona. Noi siamo andati a raccogliere la loro voce. Aver lasciato il tribunale nei prossimi anni, magari abbandonato se stesso e rifugio per i disperati, non aveva senso. Quindi finalmente qualcosa, soprattutto anche in prospettiva di rilancio della città, collegato all'università bertoliana, biblioteca e tutto, e quindi tutto quello che è lo sviluppo e il futuro della città è ben accolto, sicuramente in questo quartiere che stava morendo con strutture abbandonate ormai da decenni. Beh, quando c'era il tribunale vecchio era molto frequentato, c'era molta attività, molta gente. Speriamo che la biblioteca porti lo stesso, che questo quartiere si ripopoli come era prima. Sono contento, vediamo che poi questo intervento con questo tipo di investimento importante abbia un significato reale, che si possa vedere, che sia tangibile e che sia una cosa che non solo sia una spesa, ma che lasci sul territorio un volano, un influsso che continui poi a essere percepito e a essere di interesse anche per i commercianti del territorio. Da quando è andato via il tribunale diciamo che è proprio molto trascurata questa zona, quindi mi aspetterei proprio una valorizzazione anche proprio dal punto di vista culturale, perché abbiamo dei musei bellissimi e quindi devono essere in qualche modo pubblicizzati meglio. Puntare su cultura e giovani può essere la soluzione vincente? Sicuramente sì, i giovani sono il nostro futuro e quindi devono avere la parte più importante. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, ritorniamo tra pochissimo con ancora notizie di cronaca, i nostri approfondimenti, i nostri collegamenti con il territorio. Restate con noi. Sono da poco passate le 12:45, siamo a metà del nostro viaggio quotidiano nel mondo dell'informazione del Veneto, viaggio rigorosamente in diretta, saremo in vostra compagnia fino alle 13:30. Ebbene, torniamo a parlare del discorso caro energia e spese pazze, non solo per le famiglie, ma in questo caso, quello che vi raccontiamo nel prossimo servizio, anche per quello che riguarda le amministrazioni comunali, perché i rincari mettono a rischio i bilanci dei comuni e anche, sotto certi punti di vista, i servizi ai cittadini. Ad Albignasego, per far tornare i conti, per farli quadrare, è servita una variazione di bilancio, ma ci vuole anche un aiuto da Roma e si torna al discorso di aiuti da parte del governo. A chiederli è proprio il primo cittadino di Albignasego. Il caro energia colpisce duramente le famiglie, le imprese e anche i comuni. Albignasego nel 2022 è passato da 1.200.000 euro di energia elettrica e combustibili a 2.100.000 euro.
un più 900.000 al quale si è fatto fronte con i contributi Covid, che però nel 2023 non ci saranno e, dice il primo cittadino, serve un intervento da Roma per non dover tagliare i servizi ai cittadini. Per evitare questo occorre un intervento o del governo o dell'Unione Europea, che magari, era la cosa di cui si stava parlando ultimamente, metta un fondo da destinare a tutti gli stati più penalizzati dalla crisi energetica per poter fare in modo di avere queste risorse. Riscaldamento di scuole elementari e medie e di uffici comunali quasi raddoppiato, elettricità quasi triplicata, illuminazione pubblica passata da 710.000 euro a 1.210.000 e nel 2023? E una previsione purtroppo è in aumento rispetto all'aumento che abbiamo avuto quest'anno, quindi da 900.000 euro passeremo probabilmente a 1 milione, quindi abbiamo avuto un aumento del 90%, quasi 100% delle utenze. Ma per il futuro il punto di domanda è veramente grande. Ad Albignasego le luminarie di Natale sono salve, garantisce il sindaco. Il consumo di energia è piuttosto basso. Però vogliamo dare anche una immagine diversa, senza però nulla togliere a quelle che sono le finalità di questa iniziativa, quella di cercare di dare risalto un po' ai nostri esercizi di vicinato, e quindi cercheremo magari di diminuirle ma non eliminarle completamente. E in un periodo di crisi come questo, insomma, arrivano comunque dei segnali incoraggianti, ad esempio da Vicenza, perché l'ostello di Piazza Matteotti da pochi giorni è tornato a disposizione della città, una risposta efficace nel settore giovanile della ricettività turistica a sostegno dei recenti numeri da record di affluenza di visitatori in città. Pronto, Ostello Olimpico di Vicenza? Il telefono della reception di Piazza Matteotti, tornato operativo dopo 2 anni di Covid, non smette di trillare. Le prenotazioni hanno subito raggiunto il sold out per gli 83 posti letto disponibili con bagno in camera per il prossimo autunno-inverno 2022. Un segnale importante per l'amministrazione comunale, che ha sfruttato il tempo del lockdown per potenziare ed aggiornare un servizio chiave della ricettività turistica vicentina. Abbiamo quindi un boutique hostel, cioè non è più un ostello sacco a pelo e via, ma diventa una bella risposta per i giovani che vogliono viaggiare e non solo, quindi può essere adatto anche a famiglie, rivitalizza un'area importante della città e dà un contributo a questi poveri ragazzi che sono stati più penalizzati durante il periodo pandemico. Un'attenzione particolare che la nostra amministrazione vuole dare ai ragazzi. Assolutamente, l'università è un tema principale, fondamentale per far ripartire la nostra Vicenza e per guardare al futuro. Università significa dare sostegno alla popolazione studentesca e lo si fa non solo con iniziative culturali, come abbiamo fatto con il festival, con la V-Card, ma anche con iniziative strutturali. L'ostello, che riapre finalmente, è una di queste infrastrutture davvero importanti. Rinnovati non solo gli ambienti ma anche i servizi, come la cucina, che ora può valorizzare meglio le eccellenze beriche. La cucina completa per gli ospiti, quindi si può lavorare bene e fare un menù particolare anche. Quindi. Specialità vicentine quali? Il baccalà, la vicentina soprattutto. Voltiamo pagina adesso, parliamo di sport, perché a Longarone è stata presentata la candidatura del Veneto come regione europea dello sport per il 2024. Tante le ricadute positive in caso di assegnazione, non ultima quella economica. Una straordinaria opportunità per mettere lo sport al centro dell'attenzione nella nostra regione. Nuova candidatura per la nostra regione, questa volta come punta di diamante dello sport per il 2024. Del resto il Veneto ha tutti i numeri per aggiudicarsi il titolo. Circa 500.000 atleti tesserati nelle più varie discipline, risultati dal punto di vista agonistico elevatissimi, manifestazioni sportive di carattere internazionale sul nostro territorio. Pensiamo poi all'obiettivo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Perché attorno allo sport ruota un intero comparto economico. Il mondo, in particolare della provincia di Treviso, della provincia di Belluno, vivono del mondo dello sport. Ricordiamoci che la scarpa da sci è nata a Montebelluna. I migliori operatori nella realizzazione di scarponi da montagna
sono trevisani. Economia nella produzione ma anche nell'indotto con ricadute turistiche. Questa è la possibile assegnazione per il Veneto. Opportunità che però non finiscono qui, considerando che il Piemonte, regione europea attuale, ha avuto risorse per finanziare finora 822 manifestazioni per un totale di 4 miliardi e 720 milioni di euro. Questo tipo di candidatura è una candidatura a livello internazionale, a livello europeo. Abbiamo una serie enorme di finanziamenti dove una regione che si candida e ottiene questo premio sicuramente può avere un vantaggio rispetto alle altre. Tutto questo con Belluno, che oltre ad essere la provincia più azzurra d'Italia per atleti vincenti nelle varie discipline, si appresta a vivere molte stagioni ad alto tenore sportivo. E nel servizio appena andato in onda si è fatto accenno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Facciamo un attimo il punto allora della situazione, perché ci sono ritardi nei cantieri e poi è scoppiata una polemica con il Trentino Alto Adige. Vediamo. Il tempo stringe, mancano di fatto 3 anni e qualche mesetto. Il tempo stringe per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026 e per il presidente della provincia di Belluno non si vedono ancora risultati concreti. È molto preoccupato Roberto Padrin per la situazione e la sua preoccupazione l'ha ribadita oggi pomeriggio durante la presentazione del Veneto come regione europea dello sport per il 2024. Olimpiadi invernali importantissime soprattutto per il bellunese, ma dal futuro ancora incerto. Questa grande, straordinaria manifestazione che è un'opportunità per il nostro territorio di cui purtroppo ancora al momento si vede troppo poco. Ecco allora che diventano quanto mai attuali le discussioni come la pista di bob a Cortina, con 2 partiti dell'Alto Adige e del Tirolo contrari a cofinanziare l'opera con i fondi di confine. I movimenti puntano ad eliminare il progetto di ristrutturazione di una struttura che finita alle Olimpiadi di fatto diventerebbe inutile, risparmiando i 100 milioni di euro previsti e spostando le gare di bob e slittino nella confinante Austria, dove vicino ad Innsbruck un impianto è in avanzata fase di ultimazione. Ennesimo segnale di inquietudine sull'effettiva realizzazione dell'evento, ulteriore motivo per il quale, secondo Padrin, serve fare presto. Non posso che esprimere un po' la preoccupazione perché c'è bisogno veramente di un'accelerata su quelle che sono un po' le attività anche promozionali legate alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 Milano Cortina. Quindi io mi auguro veramente che al più presto venga nominato il nuovo presidente della fondazione e si possa ripartire alla grande, perché c'è bisogno anche di avere qualcosa di visivo sul nostro territorio di quello che sta per accadere. Dalla montagna al mare, perché adesso ci spostiamo a Venezia, si chiama Carta della Sostenibilità ed è un patto sottoscritto da 10 sindaci del litorale veneto per lo sviluppo, la salvaguardia ambientale e altri temi comuni legati alle spiagge e al mare. Per il litorale veneto è una giornata storica. Basta con i localismi, con i campanilismi, con i distinguo tra località e avanti con la forza degli interessi comuni e dei numeri di un territorio che ospita durante l'estate oltre 4 milioni di turisti. A Jesolo tutti i comuni, da Porto Tolle a San Michele al Tagliamento, hanno sottoscritto un patto trasversale, la Carta della Sostenibilità. E noi vogliamo questo tema importante della sostenibilità calarlo a terra, declinarlo in maniera pratica e quindi condividerlo nel pubblico ma condividerlo anche nel privato, e vogliamo assolutamente che la costa veneta abbia la reputazione che si merita. Ovviamente tutto questo ha preso le mosse dal contratto di costa e dalla sua declinazione di condivisione a 360 gradi che è importante. Quindi è il momento di agire e noi stiamo agendo. I campi d'azione sono a 360 gradi. Attività di salvaguardia ambientale, infrastrutture e servizi, sicurezza sociale e sanitaria, difesa idraulica, energia da fonti rinnovabili per la mobilità, eliminazione delle barriere architettoniche e, non ultimo, coinvolgere i giovani e le scuole per sviluppare la formazione dei ragazzi, anche con la finalità di rendere il turismo più attrattivo. Dunque quello che viene chiesto è una legge subito che riconosca lo stato speciale dei comuni della costa, che passano da poche migliaia di residenti, ad esempio nel periodo invernale, a centinaia di migliaia di visitatori durante l'estate. Vediamo.
Una legge che riconosca lo status di città balneare è considerato un punto d'arrivo imprescindibile, una condizione inderogabile per garantire servizi a residenti e turisti, e in qualità di coordinatrice del G20 Spiagge, la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di visitatori, la sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto l'ha ribadito in tutte le sedi e con tutte le personalità politiche presenti anche al TTG di Rimini, la manifestazione di promozione del turismo mondiale in Italia. È una necessità che sentiamo sempre di più, è un importante tema proprio perché i sindaci vogliono essere sul pezzo e dare risposte a tutte le esigenze della propria comunità. Lo Stato di città balneare andrebbe a sanare le difficoltà d'amministrazione delle cosiddette città fisarmonica, località balneari ad enorme afflusso turistico, la cui popolazione schizza da poche migliaia a centinaia di migliaia nei periodi di alta stagione. 2 condizioni completamente opposte e difficili da gestire in termini di servizi. Intanto, archiviato il pienone della prima estate post-Covid, la promozione è rivolta a consolidare l'offerta in nazioni come la Germania. Che è il paese che si è rivelato tra i primi a ritornare da noi. Abbiamo avuto infatti delle presenze, un numero decisamente superiore di presenze, in particolar modo da parte della Germania, e questo ospite che ci è così tanto affezionato dobbiamo cercare di seguirlo, di coccolarlo, e quindi tutto ciò che facevamo prima ritorneremo a farlo. E si sono completate in piazza San Marco le operazioni per l'installazione della posa delle barriere che difenderanno la cattedrale dall'alta marea. Quella del 15 ottobre 2022 potrebbe essere ricordata presto come una data storica per la tutela della Basilica di San Marco. Con oggi è infatti terminata la posa delle barriere che consentiranno alla cattedrale di San Marco di restare all'asciutto anche quando il Mose non sarà in funzione, ma la quota d'alta marea sufficiente ad allagare piazza San Marco. Oggi è stata pressoché conclusa la posa di tutta la barriera di vetro per proteggere la Basilica di San Marco e adesso si stanno approntando le lavorazioni per la stabilizzazione della barriera stessa, i lavori di pavimentazione e di approntamento di opere elettromeccaniche, nella fattispecie pompe di sollevamento per smaltire l'eventuale acqua. Sono stati rispettati i tempi, spiega il portavoce delle imprese Davis Rizzo, nonostante le non poche difficoltà affrontate dal cantiere. Resteranno solamente le lavorazioni di finitura. Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati e nonostante le incognite che il lavoro ha trovato durante il suo excursus, possiamo al momento dire con certezza che i tempi sono stati rispettati e che il cantiere si chiude come da previsioni. Ultimo break pubblicitario per questa edizione di Focus TG. Ci ritroviamo in vostra compagnia tra 2 minuti. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, andiamo avanti con le nostre notizie dal territorio. Ci spostiamo a Ponte di Piave, dove i cittadini sono andati a lezione dalla Protezione Civile. Scopriamo perché. Stiamo seguendo una campagna di comunicazione che è a livello nazionale oggi in tutta Italia, nelle piazze c'è questa campagna che si chiama Io non rischio, che cerca di sensibilizzare le persone a conoscere i rischi del proprio territorio, sia dove abita, in questo caso noi parliamo di terremoto e alluvione perché queste sono le aree esatto, che conoscete forse che speriamo anche non meglio di me, esatto, speriamo non arrivi, però purtroppo succederà, perché sappiamo perfettamente che la situazione... Soprattutto in questi anni qua che è cambiato completamente il clima. Anche a Ponte di Piave i volontari della Protezione Civile hanno incontrato i cittadini per sensibilizzarli sui rischi che si possono correre in caso di terremoto o alluvione e sui giusti comportamenti da adottare in situazioni di pericolo. Di fronte al municipio è stato allestito un percorso che in modo semplice, attraverso dépliant, disegni, foto, ha rappresentato diversi scenari, ma anche gli errori da evitare e come
si muove la macchina di protezione civile. Cerchiamo di spiegargli le buone tecniche per, diciamo, in caso di alluvione, in caso di terremoto, quali sono i comportamenti che devono diciamo, adottare per cercare di evitare tragedie piuttosto che comportamenti non corretti che possono poi generare problemi a loro in prima persona e anche poi a chi li deve soccorrere. Un comportamento sbagliato o un'azione messa in atto anche con pochi minuti di ritardo possono avere gravi conseguenze. L'utilizzo dell'automobile quando non è il caso di utilizzarla. Qualcuno pensa che l'automobile sia un comportamento sicuro, invece assolutamente no. L'automobile galleggia, per cui è sicuramente un mezzo da non utilizzare. Il fatto di scendere negli scantinati quando può esserci appunto l'acqua. Ecco, questi sono i comportamenti che ovviamente devono essere evitati. L'impegno della protezione civile entrerà anche nelle scuole con la distribuzione agli studenti di un vademecum sul comportamento migliore da adottare in caso di terremoti o alluvioni. Adesso la pagina della sanità e noi siamo pronti a collegarci in diretta con la nostra collega Valentina Visentin per parlare della campagna vaccinale anti-influenzale. Buongiorno Valentina. Buongiorno dalla sede dell'USL 6 Euganea di Padova, dove si sta presentando l'avvio della campagna vaccinale anti-influenzale per questa stagione. Secondo i vertici dell'USL 6 il picco epidemico potrebbe essere anticipato già a novembre, quindi sta partendo subito la campagna vaccinale. 169.000 le dosi di vaccino a disposizione dell'USL 6, dei medici di base, dei pediatri e delle farmacie. Già aperti 5.000 slot per chi si vuole vaccinare attraverso l'USL 6. Per tutti quelli che si vogliono vaccinare ovviamente verrà proposta la cosomministrazione della dose di vaccino anti-Covid, visto che può essere associata con una doppia somministrazione. Vasta e ampia l'offerta dei vaccini anti-influenzali che quest'anno saranno disponibili anche in modo spray per i bambini più piccoli, potenziati per gli anziani e le categorie più fragili, e anche con una versione per gli allergici. Per quest'anno il vaccino è vivamente consigliato non solo agli anziani, ai bambini e alle donne in gravidanza, ma anche dai 60 anni in su, e ovviamente per le categorie lavorative a rischio come i sanitari. La prenotazione, appunto, come dicevamo, è già aperta, sono 5.000 gli slot aperti per chi si vuole vaccinare nell'USL 6, ma poi i vaccini saranno a disposizione appunto anche dai medici di base, dai pediatri e nelle farmacie. Per quanto riguarda il Covid, la curva sembra stabile per quanto riguarda i contagi. Da Padova è tutto, dalla sede dell'azienda dell'USL 6 è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin per il tuo collegamento. Si sono fatte più volte riferimento al Covid nel tuo appunto intervento, e allora per chi si fosse messo davanti alla TV con qualche minuto di ritardo rispetto all'inizio del nostro TG, rivediamo insieme brevemente la tabella, il report che fotografa l'andamento dell'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore. Come detto e come ripetuto ogni lunedì, i dati sono parziali perché le lavorazioni poi di tutte di tutti quanti i test nel fine settimana vengono spalmati gradualmente, quindi sono dati da prendere un po' con le pinze, come dicevamo anche poco fa. Il delta dei casi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore scende infatti a 1209, sono numeri che tendenzialmente domani già dovrebbero segnare un rialzo. Comunque per il momento 1209 i nuovi positivi in Veneto, più di 64.000 gli attuali positivi, 64.282. Questo è il dato che riguarda attualmente le persone contagiate dal Covid, più 18 i dati che invece riguardano i ricoveri in area non intensiva, quindi non in terapia intensiva, ma i ricoveri nei reparti Covid, più 18 nelle ultime 24 ore, scende di una unità il numero di terapie intensive e
purtroppo sono 2 le vittime da Covid decedute nelle ultime 24 ore. Continuiamo a parlare di sanità, o meglio di salute dei bambini e l'importanza del sonno. Ci spiega tutto l'esperto nel prossimo servizio che mandiamo in onda. A nanna dopo Carosello, una frase del passato che oggi ritorna di grande attualità e sanità. Fino ai 10 anni di età i bambini devono andare a letto entro le 9 di sera. Lo sostengono gli studiosi della Fondazione Novella Fronda di Padova, che da sempre si occupano di dipendenze. Sono partiti dai comportamenti deviati degli adulti, anche sotto effetto della cocaina, e sono andati indietro nel tempo, all'adolescenza e alla prima infanzia. Perché è lì che il cervello si plasma, pur essendo un organo plastico. Oggi le pagine dei giornali sono piene di comportamenti nei ragazzi e negli adolescenti di tutti i tipi, che conosciamo tutti, che arrivano fino all'omicidio e al suicidio. Voi sapete quanti ragazzini oggi possono andare incontro a quella sorte. Ecco, quel discorso non sembra, ma parte da importanti deprivazioni di sonno e dalla mancanza di regole educative da parte della famiglia e della collettività su questo tema, che invece deve essere riportato al centro dell'educazione sociale. Comportamenti come le violenze sessuali, i disturbi alimentari, il bullismo, le dipendenze derivano principalmente da una deprivazione del sonno, dice lo psichiatra. Far dormire di più i bambini li farà adulti migliori. I bambini andrebbero fino a 10 anni, 8-10 anni, mandati a letto prima delle 9 e mezzo di sera, e una volta che si svegliano ben ristorati da questo bel sonno, i genitori e i nonni dovrebbero stare attenti a non viziarli, cioè ad insegnare loro ad aspettare di essere premiati perché hanno fatto qualcosa per meritarselo. Cambiamo adesso decisamente argomento e ci spostiamo a Bassano. Una buona notizia per gli amanti dello sport, in questo caso del ciclismo. Buona notizia perché il velodromo Mercante presto tornerà a ospitare grandi eventi sportivi. Vediamo. Stanno facendo i lavori e quello era il momento che io aspettavo da tanto. C'è tanta emozione nelle parole di Rino Piccoli, il presidente dell'associazione sportiva Rino Mercante, nell'annunciare l'inizio lavori di sistemazione per far tornare a vivere lo storico velodromo, la struttura di spicco a livello mondiale per il ciclismo su pista che negli scorsi decenni visse un periodo d'oro. Poi l'ammaloramento del circuito e l'abbandono sino a oggi. A breve l'anello che circonda il campo da calcio potrà nuovamente essere praticato e usato anche per importanti eventi. Io l'ho sempre detto e lo ripeto, è un impianto che è a livello mondiale, per cui avendo fatto a suo tempo i campionati del mondo, Coppa del Mondo, 6 giorni, ha una storia incredibile il velodromo, lo sanno tutti, specialmente chi segue il ciclismo. Sono stati anni bellissimi quelli ogni volta, ma anche chi sa e chi ha visto e chi si ricorda certamente hanno in memoria quello che si vedeva allora. Pensiamo che altri 15 giorni bastano, purché il tempo ci dia una mano. C'era bisogno in una città come Bassano di dare una sferzata davvero dal punto di vista sportivo, ma non solo, perché poi sappiamo benissimo sport, turismo, economia quanto siano collegati. Certamente sì, una cittadina meravigliosa per tanti aspetti, come ha detto e suggerito lei, e quindi questo è Bassano. E allora non resta che attendere la data dell'inaugurazione del rinnovato velodromo Mercante. Lavori al Mercante, ma lavori anche per quello che riguarda il nuovo ponte sul Brenta lungo la Valsugana. Noi siamo andati sul posto a vedere come stanno andando le cose. Questo è il cantiere per il nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo. Siamo tornati nel cantiere del nuovo ponte sul Brenta lungo la strada Valsugana. I lavori proseguono dopo la demolizione del vecchio ponte lo scorso 2 luglio. Il ponte è stato varato linearmente in spinta e successivamente è stato abbassato con dei martinetti
per essere riportato alla sua posizione attuale, che è la posizione finale. Il terzo step, che è quello che sta avvenendo adesso, sono le fasi di finitura in cui verrà sostanzialmente gettata la soletta sopra l'impalcato metallico e successivamente verrà formato il pacchetto stradale e le barriere. Un'opera che costa 4 milioni di euro, 3 milioni messi dalla Regione grazie ai fondi legati all'emergenza Vaia e uno messo dalla provincia di Padova. Il ponte sostituirà quello ancora in piedi, che diventerà parte di un percorso ciclabile. L'opera è realizzata da un consorzio di aziende venete e impiega centinaia di lavoratori. I tempi stanno andando bene, diciamo, perché stiamo rispettando appunto i tempi contrattuali, le promesse fatte, per cui consegneremo quanto prima, diciamo, tutta l'opera finita, per cui insomma siamo in tempi perfetti, diciamo, per consegnare tutto. Ora si attende la chiusura lavori prevista per i primi giorni di dicembre, dopo un anno come da cronoprogramma, e la conseguente apertura al pubblico di un'infrastruttura importantissima per la viabilità dell'Alta Padovana. Ci spostiamo adesso proprio a Padova per parlare delle statue di Donna, un percorso che vi abbiamo raccontato in questi mesi. Ebbene, è stata composta la commissione per scegliere i luoghi dove posizionare queste statue. Ad un anno dalla mozione in Consiglio Comunale che chiedeva il posizionamento di una statua di donna in Prato della Valle, è stata composta definitivamente e ha ottenuto il via libera della Giunta la commissione che dovrà individuare dove posizionare le statue di donne in città e soprattutto a chi dedicarle. La commissione toponomastica era già stata definita nei mesi scorsi ed è composta da Giovanna Baldassin, Franca Bimbi, Franco Benucci, Ugo Fadini, Cristina Marcon, Michelangelo Munari e Carlo Fumian. A questi nomi illustri del panorama culturale padovano si aggiungono anche quelli del soprintendente Fabrizio Magani e della delegata della rettrice dell'Università di Padova, Monica Salvadori. Ora questa commissione si incontrerà e ci sarà appunto da discutere se mettere questa statua in Prato della Valle o se metterla in qualche altro luogo simbolo della città. La commissione dunque potrebbe individuare più punti in città dove collocare le statue, ma molto probabilmente non saranno in Prato della Valle, dove la mozione voleva in origine posizionare la statua. Tra le altre partite aperte in città, su cui si potrebbe pronunciare la commissione toponomastica, anche quella del nome del nuovo ospedale. Ci spostiamo adesso a Lusiana Conco per mostrarvi le immagini e parlare di una copia molto particolare, la copia della Sacra Sindone. Palazzo Fincati a Santa Caterina di Lusiana Conco ospita sino alla fine di ottobre una copia della Sacra Sindone, la cui originale è esposta a Torino. Una mostra suggestiva voluta dalla locale parrocchia e dal Circolo Palazzo Fincati, che da anni si occupa della divulgazione storico-culturale del territorio in occasione delle celebrazioni della Sacra Spina, reliquia conservata nella chiesa di Santa Caterina. Quello proposto nella frazione di Lusiana Conco vuole essere un invito a fermarsi e riflettere, al di là del credo o della convinzione religiosa. Una mostra che fa pensare, di fronte alla quale chi viene a vedere non può e non riesce a rimanere indifferente. Tutti non rimangono senza essere impressionati da ciò che rappresenta la Sindone di Torino. La copia della Sacra Sindone si può visitare tutti i giorni e Adriano Pozza lancia un forte messaggio alla condivisione. Io invito i paesani, venite a vedere la mostra della Sindone, rimarrete estasiati perché non lascia indifferenti la visita e la conoscenza di questo telo.
Voltiamo pagina, parliamo adesso di raccolta dei rifiuti. È stato approvato un documento da Etra che per la prima volta vincola tutti i comuni membri del Consiglio di bacino del Brenta per la questione appunto legata ai rifiuti. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Costruire giorno dopo giorno un futuro sostenibile, un lungo viaggio che ha visto lo scorso luglio l'approvazione del documento di programmazione d'ambito del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, documento che guarda al futuro. Si tratta della nuova regolazione tariffaria che il bacino dei rifiuti ha voluto approvare all'unanimità con tutti i sindaci e che adesso stiamo portando ai cittadini con un'educazione ambientale importante. Significa imparare a fare la raccolta differenziata. Non solo un servizio di raccolta rifiuti, ma anche un vero e proprio strumento improntato all'educazione ambientale cittadina che vedrà nuove regole. Cambieranno il numero degli svuotamenti a cui una famiglia o un nucleo familiare ha diritto. Ad esempio una persona che vive da sola passerà da 6 svuotamenti all'anno, 4 persone passeranno a 12 svuotamenti all'anno, manterranno invece 52 svuotamenti, quindi uno a settimana, le cosiddette fasce fragili, ossia gli anziani e i piccoli, perché chiaramente hanno dei rifiuti speciali. Un documento che per la prima volta vincola tutti i comuni membri del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, documento che ha messo in accordo tutti i sindaci del territorio. L'intenzione di Etra non è un'intenzione punitiva o una diminuzione per incassare di più. L'intenzione di Etra è quella di abituarvi ad una differenziazione del secco puntuale. E tra gli obiettivi di Etra quello di arrivare all'84% della raccolta differenziata entro il 2030. L'obiettivo comunque è di arrivare all'84%. Beh, è un obiettivo importante, ma noi siamo vicini, siamo al 76, in alcuni comuni siamo anche oltre l'80, parlo di 76 di media sui nostri 62 comuni di oggi, per cui ce ne abbiamo qualcuno che è già oltre l'80, per cui con un po' di sforzo, un po' di aiuto da parte dei cittadini faremo una grande campagna informativa sui cittadini perché ci aiutino a raggiungere questo obiettivo. Parliamo adesso della mostra La Voce e il Miracolo, una prosecuzione ideale di tutto quello che è stato il carico di emozioni per il ritorno in Basilica dei Pellegrini di Antonio 2022. È quasi un nuovo 13 giugno è stato e veramente siamo rimasti sorpresi di questa accoglienza che Sant'Antonio ha ricevuto nella sua Basilica, possiamo definirlo così, come è stato riaccolto nella sua basilica dopo questo lungo viaggio che ha abbracciato tutta l'Italia dal sud al nord. È grande la gioia della comunità dei frati della Basilica del Santo. Il ritorno dei pellegrini di Antonio 2022 è stata una festa di devozione e grande affetto, la stessa vissuta giorno dopo giorno, passo dopo passo, nei 1800 chilometri percorsi con la reliquia ex ossibus, attorno alla quale i devoti si sono uniti in preghiera nelle 110 tappe. Una festa vissuta in tutte le vostre case attraverso la diretta di Rete Veneta, conclusa con l'inaugurazione della mostra ospitata nello studio teologico della Basilica del Santo, il cui spirito è stato raccontato da padre Paolo Floretta. Non solo una mostra d'arte, ma è anche una mostra che in qualche modo ci aiuta a curare, arricchire, nutrire il nostro rapporto con Sant'Antonio. Per cui a me resta il grande piacere appunto di invitarvi a questa partecipazione, a partecipare al silenzio di queste opere, a partecipare all'emozione che queste opere possono dare. Al centro della mostra la croce Voca a me, realizzata con il legno delle imbarcazioni naufragate nello stretto di Sicilia, portata a spalla dai pellegrini di Antonio 2022 nell'ultimo tratto del cammino domenica da Prato della Valle fino alla Basilica del Santo. Parliamo adesso dei sindaci della Marca, ci spostiamo quindi nel Trevigiano, che attendono indicazioni dal Ministero per i fondi da destinare all'accoglienza dei bimbi in fuga dai territori della guerra presenti appunto nei comuni trevigiani. Siamo in attesa di capire da parte del Ministero dell'Interno se ci saranno dei fondi proprio per i ragazzi che sono già qui sul territorio, perché per i nuovi ingressi sono previsti questi fondi. La conferenza dei sindaci insieme al direttore generale dell'USL 2 hanno inviato una lettera al Ministero per chiedere indicazioni in merito all'accoglienza dei bimbi ucraini da mesi ospitati nei comuni della Marca trevigiana, perché se per i piccoli che arriveranno i fondi per le spese scolastiche come libri, trasporto, mensa sono già previsti, non è altrettanto così per quelli arrivati all'indomani dell'invasione russa in Ucraina.
in questa situazione effettivamente sono i comuni che dovrebbero accollarsi tutto questo tipo di intervento e, ripeto, con una destinazione che non è sicuramente quella già definita dalle regole dello Stato centrale. È un ulteriore fardello che viene ad incrementarsi assieme con quello che riguarda poi tutta la gestione della situazione energetica. In queste settimane i sindaci stanno facendo il possibile per aiutare le famiglie in difficoltà proprio a causa del caro energia che pesa però anche sulle casse dei municipi. Da qui la richiesta della prima cittadina di Ponte di Piave. E abbiamo bisogno che lo Stato centrale si renda conto che o interviene con dei fondi specifici per noi comuni, perché ricordo che anche intervenire rispetto ai costi dello sport e quindi delle attività delle palestre, dei ragazzi, delle scuole, di tutte le nostre associazioni diventa fondamentale, oppure decidere di lasciarci questi fondi, questi soldi che noi dovremo dare allo Stato centrale per effettivamente risolvere questo tipo di intervento. Relazioni disfunzionali, così gli esperti chiamano le storie d'amore che non funzionano e che magari finiscono drammaticamente in violenza, se non addirittura in tragedia. Vediamo. Diciamo che il tema della violenza di coppia è un tema che per certi aspetti attraversa tutte le epoche. In questo periodo storico, fortunatamente si inizia a riconoscere un po' di più, a parlarne un po' di più. E assume queste forme, che vengono appunto anche poi diffuse e riconosciute mediaticamente, che ci colpiscono molto e che ci permettono, forse più che in passato, di interrogarci su quelle che sono le sue matrici e le sue cause. Uno dei temi che dobbiamo focalizzare è proprio questo. In molti casi le violenze di coppia, le violenze di genere in particolare, erano una costante delle generazioni precedenti, ma non se ne parlava, venivano normalizzate culturalmente. Adesso fortunatamente si inizia a parlarne maggiormente, inizia a essere considerato non più normale che ci siano abusi o violenza all'interno delle coppie, e anche se comunque siamo ancora molto indietro da questo punto di vista, si fa ancora molta fatica a parlarne, c'è più consapevolezza, ci interroghiamo di più su quelle che sono le determinanti sociali, culturali, e che poi possono portare appunto a costruire pattern relazionali disfunzionali come quelli appunto che vediamo in situazioni di questo tipo, che finiscono poi purtroppo in cronaca nera. Il messaggio più importante in questi casi è riconoscere immediatamente questi pattern e anche cercare di costruire una rete di supporto nelle relazioni degli altri. Uno dei temi fondamentali è che noi ci vergogniamo di parlare delle dinamiche violente all'interno delle coppie e ammettere che qualcosa non funziona in me se dico che nella mia coppia ci sono dinamiche di questo tipo. Ecco, dobbiamo prendere il coraggio di dirci che invece è normale parlarne, è giusto, doveroso, è un atto di cura verso se stessi, fermare e interrompere i percorsi di violenza che possono portare ad escalation di questo tipo. Anche a livello sociale, anche le famiglie devono stare un po' attente a quello che succede, gli amici, i vicini, le famiglie. Noi tendiamo a essere un po' pudichi rispetto a questo, se vediamo che c'è la coppia nell'appartamento accanto che litiga sempre violentemente tendiamo a farci i fatti nostri. Questo spesso va a validare, legittimare il proseguo delle violenze, va a far mancare una funzione sociale di curarci tra di noi reciprocamente quando vediamo che qualcosa non va più bene. E dopo 2 anni di pandemia è tornato Bassano Orienta, la fiera delle scuole superiori, vetrina dell'orientamento scolastico per il territorio. Decidere il proprio percorso scolastico a volte può risultare complesso, ma se si fa una scelta consapevole tutto diventa più semplice. E oggi qui al Pala 2 erano in tantissimi. E dopo 2 anni di pandemia torna Bassano Orienta, la fiera delle scuole superiori, vetrina dell'orientamento scolastico del territorio. Le famiglie hanno sempre aderito con grande entusiasmo a queste manifestazioni di promozione delle attività formative del nostro territorio e hanno appunto la possibilità di fare confronti e di vedere materialmente cosa fanno i ragazzi nei nostri laboratori, che sia il laboratorio di acconciatura, estetica o laboratorio di informatico, di grafica o di ripresa e montaggio, vedono direttamente i ragazzi che lavorano. Siete qui oggi per accompagnare i vostri figli, è una scelta molto importante. Sì, assolutamente. Abbiamo saputo di questa iniziativa molto interessante, abbiamo deciso di fare una visita e sembra che qui ci voglia anche molto tempo. Io faccio canoa a livelli agonistici, quindi vorrei trovare una scuola che comunque mi permetta di fare sport, lo sport che mi piace, come riesco bene, ma allo stesso tempo riesco a studiare. Quanto è importante una giornata come oggi per indirizzare nel percorso i tanti ragazzi e studenti? Allora, una giornata come oggi è molto importante perché offre una panoramica a 360 gradi di tutta l'offerta formativa nel territorio, quindi è fondamentale. Cosa ben più importante è fare orientamento fin dalla scuola secondaria di primo grado. Perché hai scelto di studiare moda? Beh, perché mi piace creare i vestiti, soprattutto per me e per lei, perché mi fa da modella molte volte. È importante guidarli nella scelta, penso,
ma non bisogna sovrastarli, non bisogna scegliere per loro, credo. Io sono indecisa tra 2 scuole, il liceo da Ponte e lo sportivo di Asiago. Come mai hai scelto una scuola professionale? Mi piaceva la moda e ho provato anche a trattare bene i capelli e imparare cose nuove. Quindi hai imparato a fare boccoli, treccine? Colore, sto imparando taglio. Un istituto professionale? Sì. E perché? Beh, voglio seguire le norme di mio papà. Che lavoro fa il tuo papà? Elettricista. È tutto per questa edizione di Focus TG, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Rete Veneta, vi do appuntamento puntuali domani alle 12. Grazie.